qua, in particolar modo è un piacere, porto i ringraziamenti e i saluti dell'associazione per aver qua professor Mele. Stasera è l'ultimo appuntamento del ciclo di conferenze dei pomeriggi del Romanico di quest'anno e non potevamo chiudere in maniera migliore. Diciamo che nel corso dei primi 3 appuntamenti siamo stati introdotti nell'argomento attraverso diverse tematiche e diversi approcci. Personalmente, ma credo anche la maggior parte del pubblico, mi sono occupata sempre di Medioevo, ma di un altro aspetto storico-artistico, quindi per me è stata una piacevole scoperta la tematica della musica. Io porto giusto i saluti della direttrice del museo, la dottoressa Oppo, che arriverà in viaggio al momento, sta rientrando da Roma, e lascio la parola a lei. Saremo tutte orecchie, perché sono veramente curiosa di imparare qualcosa di nuovo. Grazie professore. Grazie a lei Presidente per l'invito che mi onora. Desidero ringraziare anche la illustre collega e amica, la professoressa Rossana Martorelli, insigne cattedratica presso l'Università di Cagliari. Ringrazio il Museo Diocesano, a cui mi lega un rapporto di amicizia, di stima reciproca, credo. Ringrazio tutti voi che siete convenuti e mi fa piacere anche davvero questo incontro con gli amici del Romanico, che stanno approfondendo tante energie per far conoscere questo patrimonio nella nostra isola, che non guarda in faccia a nessuno. Il Romanico, Sardo, non guarda in faccia a nessuno. Va bene la Catalogna, va bene la Toscana, va bene tutto, ma il Romanico Sardo è il Romanico Sardo. Quindi questo tassello che io cercherò di incastrare in questo tipo di mondo, vedrete che non è assolutamente fuori luogo, perché stiamo parlando di chiese in primis. Questo è il dato di fondo e quindi il mio intendimento stasera, quello che mi prefiggo, è quello di accompagnarvi in un viaggio a ritroso nel tempo per entrare in quella dimensione, in quel mondo della liturgia, che non è un mondo musicale così come lo intendiamo noi. È un mondo che ha le sue ragioni di essere, di esistere, di perpetuarsi nei secoli diversi del Medioevo, che sono tutti diversi tra loro, perché c'è l'impulso ovviamente di natura spirituale. Questo bon gré, mal gré non va mai dimenticato, perché le chiese non sono state costruite con tutto il massimo rispetto per le comitive giapponesi o di qualsiasi altra landa. Le chiese erano costruite proprio perché erano la casa del Signore, dove la liturgia era la prassi, era la vita quotidiana che si esplicava die ac nocte, giorno e notte. Quindi proviamo ad entrare in questo mondo partendo dal patrimonio principale di testi e canti che contraddistingue questa dimensione storica, liturgica, che è culto ma è anche cultura, perché vedrete che appunto i manoscritti, già quello che vedete esposto, è un manoscritto in una scrittura gotica libraria del XIV secolo, dell'epoca di Leonora d'Arborea, e quindi non si può un libro liturgico musicale considerare solo dal punto di vista musicale, in un'ottica molto riduttiva, e né si può considerare soltanto parzialmente sotto diversi altri aspetti, va considerato globalmente, e oggi cercherò nel mio piccolo di propiziare un incontro con questi codici che sono veramente dei monumenti, come è stato detto, archeologici, siti archeologici pluristratificati, con più strati,
cioè come se fosse, diciamo, un sito archeologico con più strati. Noi cercheremo di inquadrare, di fotografare, di entrare in qualche strato di questo mondo. Sì. Forse chiedo scusa, questo forse non era questo, era questo, eccoci. E allora, entriamo in questo mondo, si sente, sì? Così. Entriamo in questo mondo partendo subito dai testi. I grandi paleografi di Solesmes, monastero benedettino del sud della Francia, ha utilizzato un'epigrafe in una grande collana di manoscritti e di studi paleografici che suona così e che noi abbiamo utilizzato anche come motto dell'Istar, di cui sono indegnamente direttore scientifico. Il motto è questo: res non verba, fatti non parole, dove il res in questo caso sono i manoscritti, i codici. Ma che cosa contengono questi codici e questi manoscritti? Ci siamo, sì, tutto chiaro. Non vediamo se Io ero convinto adesso. Ecco. È apparso. Trovato un cantiere comune. Oh, perfetto. Eccoci. Deo gratias. Guardate che questa frase, che ci sta, gli studenti universitari si dicono ci sta, era una frase che gli amanuensi sovente sottoscrivevano alla fine della redazione dei codici, perché erano fatiche immani, e alla fine poi scrivevano anche, non di rado, Deo gratias. Partiamo da uno dei testi più recitati, declamati, cantati, intonati. Nel Medioevo dicevano anche proprio ruminati interiormente, che sono i salmi. Beatus vir qui non habit in consiglio impiorum et in via peccatorum non stettit et in cattedra pestilentie non sedit, sed in legge Domini voluntas eius et in legge eius meditabitur die ac nocte. Questo che voi vedete nella diapositiva, ma che vedete soprattutto nel codice originario dell'epoca di Eleonora da Reborea, è il salmo primo della Vulgata della Bibbia. Si chiama Vulgata perché è la versione che era stata divulgata nella seconda metà del IV secolo da San Girolamo, che aveva fatto la traduzione, che è rimasta poi quella classica, la Vulgata. E allora, i salmi fanno parte della Bibbia e sono inseriti in un libro che si chiama Salterio, da non confondere con uno strumento musicale che si chiama a sua volta Salterio, che è raffigurato sovente nell'iconografia sontuosa dei codici liturgici, ma il Salterio è, in primis, la raccolta dei 150 salmi che sono attribuiti, naturalmente la filologia biblica, vi potete immaginare insieme all'archeologia quale materia immensa sia, però stiamo parlando dei salmi di Re David. Vedete qui adesso nell'ultima linea, Psalmus David, Re David ha regnato 1000 avanti Cristo circa e viene considerato appunto l'autore di questi componimenti che costituiscono la linfa vitale di tutta la liturgia, ma guardate, non soltanto di tutta la liturgia. Quando noi parliamo di culto, parliamo di cultura, perché senza ombra di dubbio i salmi sono stati il testo in assoluto più diffuso nella storia dell'Occidente. Come la Bibbia sappiamo che è il bestseller, se vogliamo usare delle espressioni contemporanee, ma all'interno della Bibbia il libro dei Salmi, il Salterio,
era, diciamo, il testo più copiato, cantato, trascritto, divulgato a tutti i livelli e ha, si può dire, sconfinato in maniera capillare in tutti i rami della società, non solo del culto ma della cultura, e poi anche degli aspetti della musica popolare. Pensate ad esempio al Salmo 50, il Miserere, che si incanta durante la settimana santa. Faccio un esempio a caso, Santo Lussurgio, non so se vi suoni, saranno esempi casuali quasi sempre stasera. La salmodia è il canto dei salmi, quindi, che era inserita nella giornata liturgica. La quale giornata liturgica, se voi avete letto, e l'hanno letto quasi tutti, il nome della rosa, siete avvantaggiati, perché tutte le sequenze, anche dal punto di vista criminale, sono scandite dalla liturgia delle ore. Oggi noi, quando parliamo di liturgia delle ore, siamo tutti propensi a considerare la messa, che è un aspetto fondamentale, l'Eucaristia, proprio è il momento, diciamo, centrale della liturgia. Però nell'ambito del mondo dei monasteri, delle cattedrali, la liturgia delle ore contraddistingueva tutta la giornata, diec nocte, appunto. Forse se non vi offendete ve lo traduco il salmo, il primo salmo, velocemente. Quindi, beatus vir, beato l'uomo che non cade nel consiglio degli empi e non indulgia nella via dei peccatori e non siede a mensa con gli stolti. Letteralmente sarebbe proprio con i diffamatori, con i calunniatori, ma si compiace della legge di Dio, e quella legge meditabitur, medita, rumina giorno e notte. Un'altra cosa al volo, voi che conoscete bene la poesia sapete che noi per verso intendiamo una riga che poi, diciamo, quando si va a capo dà vita ad un altro verso. Nell'ambito invece della cultura poetica ebraica, dei salmi, i versetti possono essere costituiti da diverse linee, tant'è vero che quello che io ho declamato sono i versetti 1 e 2, vedete da qui da Beatus sino a qui Sed, eccetera, tutto questi sono 2 versetti, e i versetti erano contraddistinti dai colori in questo caso rosso e blu. Ecco, detto questo, vi stavo dicendo, i salmi costituiscono la componente principale della liturgia latina, perché esiste poi la liturgia orientale, bizantina, greco-bizantina, che era soprattutto segnata dalla innodia, cioè dagli inni. Gli inni sono composizioni libere, diciamo così, frutto dell'estro, della sensibilità spirituale, della capacità letteraria, di varie civiltà, mentre invece i salmi sono Bibbia. E allora, come si articolava una giornata liturgica? Quella per esempio che è ricordata nel nome della rosa. Si iniziava ai vespri, seguendo anche quindi una abitudine, una tradizione ebraica. E siccome ci sono complicazioni tra la giornata feriale, cioè quella che non è festiva, e la giornata festiva, per semplificare questa chiacchieratina vi faccio una descrizione velocissima di una giornata festiva. Iniziava, abbiamo detto, ai primi vespri, cioè prendiamo ad esempio San Francesco, 4 ottobre, prendiamo San Francesco non a caso perché quest'anno è l'8° centenario della sua morte, 1226, San Francesco quindi ha il suo Dies Natalis il 4 ottobre. Cosa vuol dire Dies Natalis? Significa giorno, Diego diciamo noi sardi, giorno della nascita al cielo. No? Il Dies Natalis era il giorno della nascita, della morte, quindi appunto della nuova vita in paradiso per i santi. Allora il Dies Natalis di San Francesco è il 4 ottobre. I primi vespri, perché le feste hanno 2 vespri, primi e secondi vespri, i primi vespri quindi iniziavano più o meno al tramonto. E ciascuna di queste ore, che si chiamavano ore maggiori, avevano una loro struttura di testi, di canti, di silenzi, di celebrazioni. E tutto questo si svolgeva sia di giorno sia di notte. Dopo i vespri
c'era quel momento che si chiama completorium in latino, la compieta che era un momento, diciamo così, quasi di devozione, ma anche un po' privata, più intima, prima di andare a nanna, prima di andare a letto. Voi dovete immaginarvi però intanto che questa vita era seguita in tutti i monasteri, in tutte le cattedrali e in tutte le chiese collegiate, cioè dove c'erano praticamente i canonici che dovevano appunto seguire la liturgia delle ore, che si chiama anche l'ufficio delle ore, anche ufficio divino. E appunto dopo, a ciascuna di queste ore, il vespro in ora maggiore, il completorium in ora minore, avevano la loro struttura, tutti avevano i salmi. Cioè, quindi i salmi erano, diciamo così, innestati in tutte le ore del giorno e della notte. Quindi è un testo che è stato cantato e ruminato per secoli in una maniera immensa. Dopo compieta andavano a letto monaci, canonici, frati e che cosa succedeva? Capitava che dopo un paio d'ore si alzavano nel cuore della notte, e nel cuore della notte succedeva il più bello. Sono i momenti in cui maggiormente si esalta nella celebrazione, nel rito, nella liturgia delle ore, non solo la spiritualità, non solo il culto, ma anche l'impegno culturale, perché di notte leggevano, cantavano, ma sapete quanto? Ve lo dico in 2 parole. Verso mezzanotte voi dovete immaginarvi i canonici della cattedrale di Oristano che vanno in processione nel coro della cattedrale. Tutte le cattedrali hanno un coro per questo motivo, non perché per il coro della cattedrale come c'è adesso quello contemporaneo, per carità, splendide cose, ma perché la cattedrale era concepita per questo, perché così era concepita una chiesa abbaziale, proprio perché ci fosse il coro per celebrare la liturgia divina. E la notte era il momento, diciamo, anche clou, tenendo conto che loro ci credevano nel diavolo, no? D'accordo? Loro ci credevano e quindi la notte era il momento di maggiore pericolo e si sentivano un exercitus dei, si sentivano, diciamo, come dei milites, come dei soldati che dovevano vegliare, e non a caso anche le ore della notte le contavano come facevano le sentinelle romane. Proprio dobbiamo cercare di entrare, guardate, in questa forma mentis, in questa psicologia che è diversa da quella dell'uomo moderno. Noi non possiamo applicare i nostri ragionamenti ad un mondo che ragionava in maniera completamente diversa. Questa gente ci credeva in Dio come credeva nel diavolo, e quindi queste notti erano notti particolarmente, diremo così, intense da ogni punto di vista. Allora, la liturgia della notte si chiama mattutino, quindi quando si trova mattutino non vuol dire di mattina, significa nel cuore della notte. Nel cuore della notte il mattutino si divideva in 3 notturni. Ciascun notturno aveva 3 lezioni e 3 responsori. Le lezioni erano testi, letture che si ricavavano dalla festa del giorno. San Francesco, allora c'era 3 letture sulla vita di San Francesco, Tommaso Acelano, San Bonaventura, insomma, tematiche attinenti alla festa del giorno. Ed erano 3 notturni, quindi c'erano 3 letture, più 3 letture, più 3 letture, sono 9 letture, ma ciascuna di queste letture era coronata da un responsorio, che è il canto, diciamo, più complesso, più ricco di tutta la liturgia medievale, con ritornello, per cui ci sono tante implicazioni di carattere filologico, di carattere musicologico. Il ritornello, secondo me, ma non sono l'unico, grazie a Dio, deve moltissimo al responsorio del cuore della notte. E questo è un dato che dal punto di vista anche della storia della cultura è importante, perché come facciamo storia del culto, in realtà stiamo facendo storia della cultura. Lo vedete, qui abbiamo scrittura gotica, vedrete che poi abbiamo anche tanti altri elementi che ci devono far pensare questo mondo non come un mondo chiuso, quindi di tipo culturale, ma come un mondo che è di tipo culturale anche all'avanguardia, perché se abbiamo documentazione di scritture, di melodie, di iconografie, eccetera, eccetera, lo dobbiamo in gran parte proprio alla liturgia. Quindi nel cuore della notte si svegliavano, primo, secondo, terzo notturno, si facevano le loro belle
9 letture, 9 responsori, in più i salmi e un inno. Guardate, è faticoso. Io ho provato a farlo da ragazzo, in un monastero. È duro, è duro. Nel Medioevo questa gente poi campava 80-90 anni, cioè, avevano un orologio loro poi biologico tutto particolare, perché dormivano, ma dormivano in una maniera assolutamente, diciamo, organizzata, perché torno a dire, se andavano a letto dopo compieta, dipendeva dalle zone. In Irlanda si andava a letto in maniera diversa rispetto ad Aristanis, però vediamo che dopo il completurno andassero a letto alle 8:30, si alzavano a mezzanotte, 9:30, 10:30, 11:30, sono già 3 ore e mezza comunque di sonno. Poi si facevano 2 ore di mattutino con i 3 notturni, le letture, i responsori, i salmi e l'inno, e tornavano a letto. Poi si rialzavano alle 6 del mattino per le lodi, per le laudes. E quindi era un sonno interrotto, ma se tu lo fai per tutta la vita era sistematicamente, biologicamente, io ritengo, sono ignorante in questo campo, ma assolutamente ben strutturato. E infatti questa gente campa molto di più spesso di quelli che non fanno questa vita. Quindi, attenzione, poi i monaci non paghi, non si accontentavano di avere nei 3 notturni 3 letture più 3 letture più 3 letture, 3 responsori più 3 responsori più 3 responsori. In certi casi, in certe famiglie benedettine facevano 4. Allora 4 letture più 4 responsori, stiamo parlando quindi di 4 per 3, 12 letture e 12 responsori. Come dicono a Parigi, non è una brulla. Cioè, ci vuole anche il suo tempo. E poi bisogna farlo bene, perché un monastero, se un monastero, diciamo, sciatto, allora cosa fa? Non fa la liturgia delle ore, allora recita in maniera veloce per tornarsi a letto, ma non è un monastero serio, perché loro sapevano che non dovevano dare carte al diavolo, perché guardate, ragionavano con questa psicologia. E velocissimamente, perché se dobbiamo procedere con le altre diapositive, dopo le lodi iniziava un altro ciclo di ore minori. La prima ora iniziava alle 6 del mattino, più o meno. Guardate che molto dipende dalla geografia, dalle stagioni, eccetera, eccetera. Non dobbiamo pensare all'orologio come qualcosa, diciamo così, di rigido, così come lo concepiamo noi, anche quella è una convenzione, poi lo sappiamo. Ma comunque sia, la prima ora iniziava alle 6 del mattino, l'ora prima. L'ora terza iniziava alle 9, l'ora sesta alle 12, a mezzogiorno, e l'ora nona alle 15, che è l'ora in cui muore Gesù Cristo. Naturalmente c'erano intervalli, naturalmente poi dopo l'ora nona bisognava arrivare ai vespri, capite che dalle 15 al tramonto, dipende dalla stagione, c'è tempo anche per dormire. È un mondo ricco di tante sfaccettature che spesso vengono considerate anche in maniera, diremo così, superficiale. Di sicuro, per esempio, il motto ora et labora, nella regola di San Benedetto non c'è, per esempio, perché succede così, no? Nella storia della cultura sono studiati questi fenomeni, dalla Kulturgeschichte, dalla storia delle civiltà, si creano proprio dei luoghi comuni che certe volte proprio non hanno niente a che spartire con le fonti. Ora et labora, prega e lavora, non c'è. Però è vero che i monaci lavoravano anche, ma bisogna distinguere tra monaco e monaco, perché il monaco del coro era quello che sapeva leggere per forza, doveva per forza saper cantare, sapeva Sandin, questo è scontato assolutissimamente, ma non era automatico che dovesse saper scrivere. C'erano diversi livelli. Ma chi è che poi, diciamo, sosteneva il monaco corista, che era il monaco più colto, quello, diciamo così, assolutamente preposto soltanto a fare quello? Erano i conversi, erano altre figure di monaci, spesso analfabeti o semi-analfabeti, che dovevano recitare anche loro l'ufficio divino, ma mica con tutte queste cose che vedremo adesso velocemente, bensì recitando Pater Noster, Padre nostro. Recitavano catene di Pater Noster. Allora anche quando lavoravano nei campi, dovevano lavorare proprio recitando il Pater Noster.
Ecco, adesso procediamo più velocemente. Guardate questa interpolazione nell'ambito paleografico e filologico significa un'aggiunta, una addizione, e uno degli esempi più rari, questo è un unicum secondo me, di scrittura gotica minuscola libraria dell'epoca di Mariano II d'Arborea. Mariano II d'Arborea, che muore nel 1297, è il giudice che governa ad Aristanis quando arrivano 6 manoscritti, 6 codici, di cui fa parte anche questo libro. Questo libro è un antifonario, una raccolta di antifone, responsori e anche altri canti. Ma perché noi troviamo questa interpolazione qui, questa aggiunta marginale? Perché i salmi venivano, diciamo così, articolati, organizzati secondo una struttura che si chiama cursus. Il cursus nella letteratura latina significa anche altre cose, ma qui significa proprio l'articolazione dei salmi. Quali salmi dovevano, diciamo, cantare ai vespri, quali salmi dovevano cantare a compieta, al mattutino, all'odi e nelle ore minute. Spesso c'erano proprio delle strutture di salmodia, di canto dei salmi, che dipendeva dalla chiesa locale. Guardate che non è che potessero inventare chissà che cosa. Noi ci mettiamo in testa delle idee contemporanee che non esistevano nel Medioevo, però nel cursus dei salmi, cioè nella ripartizione dei salmi, c'era una certa libertà. E questo traspare, per esempio, anche a Santa Igia, la capitale del giudicato di Carali, dove un inventario a un certo punto si nomina un psalterium nostrum. Psalterium, libro di salmi, nostrum non significa lì possessivo, significa cioè un salterio secondo il cursus nostro, e questo implica una competenza biblica, perché organizzare un cursus dei salmi significa che c'erano persone che conoscevano perfettamente la Bibbia, e quindi questo elemento qui che troviamo, questi salmi, sono salmi secundum cursum, secundum cursum province arborensis. Province perché la metropolitana, la sede di Oristano, arborense, e questo è straordinario. Quando l'ho trovato questo negli anni 80, quando ho iniziato qui le mie ricerche, grazie ad un Silvio e al qui presente Don Cenzo Curreri, a cui devo tantissimo, veramente tanto. Stiamo parlando della metà degli anni 80, vero, amico mio, Monsignore? Quante cose. E ogni volta che mi imbattevo in perle di questo genere, non potevo far altro che, diciamo, trasmettere questa mia gioia. E quindi, insomma, quante volte gli ho fatto la testa a brodo a Monsignor Curreri con queste cose che hanno segnato, diciamo, negli anni 80 veramente la mia formazione, la mia esperienza come studioso, ma non solo. E allora guardate qui, si vede, no? Forse è così. Per ingrandire qui come si fanno? In vesperis secundum cursum, si legge un pochino? Sì. Forse sì, vero? Allora non ingrandisco perché ho paura, però dovrei farlo anche dopo. Per ingrandire, qui provo, scusate un attimo, ancora non mi dà l'altra diapositiva. Comunque, riuscite a leggere in vesperis secundum cursum province arborensis, cioè per i vespri secondo il cursus arborense, cioè di Oristano, di questa cattedrale all'epoca di Mariano II, è importantissimo questo. Sappiamo che cosa cantavano: letatus sunt inis ad te levavi, nisi dominus edificaverit, eccetera, anche memento domine David, lauda Gerusalemme dominum. Questi sono salmi che fanno parte di una raccolta di 15 salmi che si chiamano i salmi graduali, perché si cantavano, diciamo, anche li chiamano ascensionali, perché li cantavano salendo verso il Tempio i pellegrini ebrei quando appunto si recavano al Tempio. Questi sono i salmi graduali.
ed è un cursum diciamo, che si seguiva qui ad Oristano. Questo è un dato che fa vedere che c'era una identità e una cultura biblica qui ad Oristano che non aveva da invidiare niente a nessuno, perché se i canonici di Oristano arrivano dei libri, vedremo poi questi libri come arrivano qui, eccetera, e trovano già un cursus di salmi, trovano già dei salmi, loro dicono va bene, così si fa universalmente, però scusate, esistiamo anche noi, ci siamo anche noi qui ad Oristano e noi facciamo così, e l'hanno scritto. E questo è uno dei rarissimi esempi di scrittura gotica minuscola libraria dell'epoca di Mariano II. Quindi vedete che la musica c'entra, ma è una componente di un mondo di culto e di cultura che è molto complesso e molto sfaccettato. Allora, ecco, questo è un antifonario dell'epoca appunto di Mariano II, che muore nel 1297. Intanto diciamo subito che questi codici non sono stati fatti in Sardegna, sono diciamo di provenienza di terra manna, come si diceva nel Medioevo, cioè dal continente, terra magna in latino, venivano dal continente, sono di provenienza soprattutto, come hanno dimostrato gli specialisti di storia delle miniature, Italia centro-settentrionale, e questo è il responsorio per la festa di San Martino 11 novembre, d'accordo? Come vi ho detto, i responsori si cantavano dopo le letture del mattutino, cioè nel cuore della notte, per la festa di San Martino. A un certo punto, dopo che si leggeva una lettura, una lexio si diceva nel Medioevo in questi libri, dopo che si faceva una lettura, una lexio, si cantava un responsorio. Il primo responsorio era sempre un pochino, diciamo, quello più importante, comunque era il primo, e allora questo spiega perché i primi responsori sono quelli miniati. Miniati significa quindi, sono quelli con pittura, perché sono miniature. E prima di parlare della miniatura, cerchiamo di capire questa pagina. Questo è un responsorio, abbiamo detto, è un H, no? H. Hic est Martinus. E qui va bene. Ma qui, vedete, dopo la sillaba ma di Martinus, troviamo una parola strana. La troviamo anche qui in alto. E u o u a e. E u o u a e. E che cosa vuol dire? Sembra quasi una parola tipo abracadabra. C'è qualcosa di occulto, di criptico. Per capire questa parola dobbiamo ricordarci che cos'è un salmo con l'antifona. I salmi venivano eseguiti sempre con un'antifona all'inizio. L'antifona è un breve testo, di solito di estrazione biblica oppure di estrazione agiografica, che significa che veniva dalla vita dei santi, cioè nel caso di San Francesco di San Martino un'antifona doveva avere meglio dei riferimenti alla biografia, alla passione, se era un martire, del santo. E allora, antifona, salmo e antifona. Tenete presente questo principio che è fondamentale per capire come funzionava la liturgia delle ore. Antifona, salmo, antifona. L'antifona aveva, diremo così, una sua struttura musicale che si chiama modale. Questo non si può discutere qui adesso perché è noioso. Aveva una sua struttura che si chiamava modalità, l'antifona. Il salmo aveva invece una sua struttura che si chiamava tono. Quindi l'antifona era intonata, era cantata con una sua modalità, oggi la chiameremo tonalità per intenderci. Il salmo invece aveva un suo tono proprio, ogni salmo aveva un suo tono proprio. E allora cosa succedeva? Che quando tu, dopo che avevi cantato l'antifona, dovevi entrare in un mondo musicale che era diverso, che era quello dei toni salmonici, e poi dovevi tornare all'antifona.
E come facevi a tornare all'antifona? Perché era difficile, dovevi riacchiappare, e tutto questo nel cuore della notte, tutto questo sapete, per decine, diciamo così, di intonazioni. Tutti i salmi finiscono in gloria. L'avete mai sentita questa frase? Ma molti, forse senza offesa, non sapevano che derivasse da questi libri, da questi codici, ma questo vi fa vedere come fosse la liturgia poi innervata in maniera capillare nella storia della cultura e poi in qualche modo nella società, anche se erano chiusi nei cori, nelle chiese, nel cuore della notte. Allora, tutti i salmi finiscono in gloria, ed è vero. Dopo il gloria bisognava passare all'antifona. E allora che cosa fanno questi monaci? Escogitano una formula melodica che si basa sulle vocali di seculorum amen del gloria. Il gloria è una dossologia, c'è un canto di lode, nel gloria c'è un certo punto seculorum amen in latino. Seculorum amen cioè prendevano queste vocali, mettevano delle note che costituivano un ponte melodico tecnico musicale per ritornare all'antifona, perché altrimenti non riuscivano a passare dal salmo all'antifona senza un aiutino, diciamo. E allora questo serviva per che cosa? Per capire l'antifona. Vi suona anche questo modo di dire, no? Ha capito l'antifona, perché bisognava riacchiappare, diremmo così, la melodia dell'antifona. Allora, detto questo, quindi vedete questi EUOUAE sono delle note musicali che poi si collegavano direttamente con l'antifona. Non entro negli aspetti iconografici di storia dell'arte, e qui c'è veramente un illustre collega, poi vi parlerò velocemente del catalogo a cui ho dedicato, fra una cosa e l'altra, 40 anni della mia vita, dove ci sono, grazie a Dio, però degli specialisti, a partire da Valentino Pace, che ha studiato queste miniature di questi 6 codici dell'epoca di Mariano II. Guardate che meraviglia, torno a dire, io qui non mi soffermo su aspetti stilistici, morfologici, storico-artistici, però non posso non vantare questo destriero, questo cavallo stupendo, bellissimo, mai quanto quello che ha inforcato il mio amico Maurizio Casu nella leggendaria Sartiglia del 2000. Questo no, è inarrivabile quel livello, però devo dire che anche San Martino qui si difende bene con questo, con Custebba, con questo Custugado, chi lo sa. Allora, adesso per quanto concerne le miniature, allora, guardate che c'era nella confezione di un libro liturgico musicale, c'era un mondo veramente molto ricco di competenze, di maestranze. In primis c'era lo scriptor, quello che noi chiamiamo l'amanuense, che quasi sempre scriveva sia il testo che la musica. Questi libri non si possono capire senza prendere in considerazione il binomio testo letterario e testo musicale. Non ha senso, è come la musica dei trovatori. Come puoi fare studi sui trovatori senza studiare la musica? Ma va bene, questo è un altro discorso che qui non interessa. Resta il fatto che quando dovevano fare una miniatura, mettevano delle indicazioni, delle didascalie. Questa è la didascalia per una miniatura. Guardate, questa scrittura è millimetrica. Se è difficile scriverla, se è difficile leggerla, secondo me è ancora più difficile scriverla, questa scrittura. È millimetrica. E qui c'è scritto Historia, purificationis beate Mariae Virginis. Historia, purificationis beate Mariae Virginis. Va bene? Historia vuol dire, diremmo, proprio la miniatura istoriata della festa della purificazione della Beata Maria Vergine. Che festa è quella della purificazione? C'è un premio per chi lo sa, come è nota, diciamo, comunemente la festa della purificazione, c'è un premio.
come la chiamiamo? La Candelora. La professoressa Martorelli ha vinto il premio, che sarà la miniatura della festa della purificazione, che adesso il nostro dottor Cau, con le sue forbici d'argento, taglierà per donarla prego, se l'è meritata. Ma lo sapete che io ho visto delle cose no, stavo dicendo che dovrebbe tagliare una miniatura come premio per darla poi. No, grazie. È una chiacchierata, questa non è una conferenza, è tra persone appassionate del Medioevo, non solo. Ma dicevo, badate che questo delle forbici con le miniature io non l'ho detto a caso, perché in una casa, non vi dico dove, ma ero un ragazzo ma già capace di scandalizzarmi, di indignarmi per questo motivo, ho visto una bajour, sia chiaro, una bajour fatta con un foglio di codice liturgico. Una cosa raccapricciante, come se fosse per me pelle umana. Cioè questo, vedete, la vanità, cioè dell'uomo, dei salotti, dei boudoir che usano queste cose proprio per fare ostentazione. Immaginatevi. Allora, queste immagini, quando sono, diciamo così, oggetto di una piccola narrazione, di una storia, si chiamano appunto istoriate. Proprio perché c'è un raccontino, cioè dice qualcosa, ci sono dei personaggi, si allude ad una scena biblica normalmente. E questa è la purificazione della Beata Maria Vergine. Vedete, San Giuseppe, Gesù Cristo bambino, la Madonna, e poi guardate adesso questo ritaglio che c'è qui, invece stiamo parlando di forbici anche, no? Questo ritaglio che c'è qui a sinistra. Questo è, diciamo, lo spunto che mi permette di dirvi che questi codici hanno tutto il diritto di essere chiamati siti archeologici pluristratificati, cioè siti che hanno strati al loro interno proprio molto complessi, molto eterogenei, molto diversi. Questa striscia non ha niente a che spartire con questo responsorio, con il testo e la musica di questo antifonario, perché è diciamo il frutto dell'utilizzo di un manoscritto che è stato impiegato per rafforzare il fascicolo dove c'è questo responsorio, dove c'è questa miniatura. E quindi hanno smembrato un manoscritto. Capite che quindi poteva capitare che questi codici smembrati potevano essere spesso più importanti anche di quelli che rafforzavano, che rinforzavano. E questo è un fenomeno molto conosciuto, specialmente per le carte di guardia che vedremo, che sono il frutto appunto di smembramenti di codici. Ecco, qui abbiamo San Francesco, procediamo più velocemente, in vigilia Sancti Francisci ad vesperas antifona. Allora, in questo caso non è un responsorio, ma è l'antifona dei primi versi. Franciscus vir catholicus et totus apostolicus. Questa antifona è celeberrima e apre l'istoria in questo caso non come miniatura, ma come proprio ufficio liturgico, metrico, perché era in metrica, spesso era in ottonari, in decasillabi anche, però diciamo erano metrici questi uffici. Nella fattispecie questo è stato composto da un grande letterato, uno dei più grandi poeti latini del 200, che si chiamava, era il poeta di Spina. Perché vi ho messo San Francesco, a parte l'8° centenario? Perché vi faccio ascoltare adesso un'antifona, ve la faccio ascoltare, intonata nella cappella mozarabica di Toledo da un collega. Però prima di sentire l'antifona, vi ricordo che qui la notazione musicale non è su pentagramma, vedete che sono 1, 2, 3, 4 linee. E quindi non è un pentagramma, si chiama tetragramma, tetra, in latino, in greco significa 4, quindi un rigo musicale di 4 linee.
La notazione si chiama notazione quadrata nera e questa è fondamentale per la storia della civiltà occidentale, perché quando a un certo punto nella tradizione orale si sono messi per iscritti anche le melodie, i trovatori e i trovieri, con la grande poesia cortese d'amore della civiltà in langue d'Oil e in Languedoc, cioè in francese antico, in provenzale, hanno dovuto usare questa notazione musicale per tramandare le melodie. Se non ci fosse stata questa notazione liturgica, quadrata nera, probabilmente non avremmo avuto neanche le melodie delle canzoni profane d'amore. E allora, Franciscus vir Catholicus et totus apostolicus. Sentiamo adesso, grazie dottor Caro sempre per la preziosa collaborazione, sentiamo adesso questa interpretazione di, eccoci qui, possiamo vedere anche l'inizio, grazie dottore. Eccoci qui, la blocchi un attimo. Questa è la scuola antiqua diretta da Juan Carlos Asensio Palacios, è stata registrata nella Cappella Mozarabnica della Cattedrale Primaziale di Toledo in Spagna e vi ricordo che allora quella che sentite adesso è un'antifona, quella che avete visto prima, no? Franciscus vir Catholicus, l'antifona. Ad un certo punto, dopo l'antifona, c'è il salmo. Qui non lo fanno perché serviva quello quando imparavano, servivano in certi casi, ma nei libri lo mettevano sempre. Quindi sentite adesso antifona, dopo l'antifona sentite il salmo, vi permetterò di segnalarvelo quando è il salmo, e poi di nuovo l'antifona. Antifona, salmo, antifona. Il salmo non è tutto, diciamo, per intero. Se ne cantano di solito delle porzioni, poi dipendeva dai monasteri, dalla voglia anche, ma insomma possiamo procedere, dottore, vero? Io faccio così? Ok, grazie. Salmo. Antifona. Tra l'altro questa è un'ottima interpretazione perché Ansegro è anche un paleografo, diciamo, accademico. E dunque andiamo avanti adesso un pochino più speditamente. Tra l'altro, sì, possiamo lasciare qui, grazie. Ah, scusa. Ok. Ecco, torniamo proprio in maniera telegrafica sulla miniatura di San Francesco. Questa è straordinaria, badate, nel secolo di San Francesco, questo perché siamo nell'ultimo quarto del secolo XIII del 200. Vedete che qui c'è quasi l'atteggiamento, non quasi, è l'atteggiamento del giullare di Dio, no? È una sorta di danza, è un capolavoro questo.
E, vi siete domandati allora, ma tutta questa musica cosa facevano? La leggevano i monaci, i frati, i canonici, le suore. Tanto un'altra cosa, attenzione, che sia diciamo a Oristano, nella cattedrale i canonici, nel convento di San Francesco i frati, nel monastero di Santa Chiara le clarisse, sia a Barcellona, sia a Parigi, a Notre Dame, sia a Köln, a Colonia in Germania, dappertutto l'antifona Francisco il cattolico era questa, perché stiamo parlando di una tradizione che si chiama romano-francescana, che deriva però da una tradizione che si chiamava romano-franca, quella che oggi noi definiamo il canto gregoriano. Il canto gregoriano è nato in epoca carolingia, non all'epoca di Gregorio Magno, che diciamo ha il suo pontificato dal 590 al 604, nasce in epoca carolingia, quindi nel IX-X secolo. Non esisteva la scrittura musicale, poi è stata inventata con gli accenti gravi, gli accenti acuti, non esisteva il rigo musicale e quindi era tutta tradizione orale, però anche quando c'era il rigo musicale, badate, mica leggevano la musica, perché avete visto chi ha cantato prima, no? Aveva un badalone, si chiama un leggio, dove mettevano questi codici enormi, ma mica c'è come fanno nei concerti oggi, chi si siede a fianco del pianista come si dice, a sfogliare, no? Lo spartito. Intanto non sono spartiti. Quello che serviva ai monaci e ai canonici che sapevano la Bibbia a memoria o comunque avevano meccanismi di concatenazione, di ricordo biblico, eccetera, eccetera, era partire con quegli incipit, avere un riferimento, diremmo così, anche grafico, ma non lo seguivano poi, perché questi codici restavano aperti di solito al primo responsorio. E quindi il primo responsorio, se è vero che è bellissimo, eccetera, eccetera, che viene studiato dagli storici dell'arte, eccetera, ma c'era anche una funzione pratica di ricordare qual era la melodia, cioè loro, con la loro mente, voi dovete immaginare che la mente di un monaco, di un canonico del 200, è una mente diversa da quella di oggi. Cioè avevano una possente struttura, diciamo così, di tipo mnemonico, perché avevano delle mnemotecniche, non dobbiamo pensare come pensiamo noi. E allora quando loro vedevano Franciscus vir Catholicus, gli scattava in testa tutto l'ufficio. Perché poi restava lì, mi spiego, cioè la miniatura, il libro restava aperto così come questo, restava aperto così, dopodiché però questi partivano e si fermavano soltanto fino alla fine. Stavo dicendo che queste sono iniziali istoriate, perché c'è un personaggio, c'è una scena, c'è una piccola storia. Ecco, questa invece è una iniziale decorata. Un'iniziale decorata perché quindi, vedete, non c'è un personaggio, non c'è una scena, è bellissimo, inutile che io spenda aggettivi adesso. Questo però mi serve, intanto, questa è una A, ad aperiat, Dominus cor vestrum, un responsorio, quindi tutto questo sempre nel cuore della notte, la prima domenica di ottobre. Perché ho scritto temporale, qui non c'entrano i fulmini, i lampi, i tuoni. Temporale significa che è il ciclo del tempo, il ciclo delle feste di Gesù Cristo, Natale, Pasqua, Ascensione, eccetera, eccetera. Quello si chiama il temporale. Quello dei santi invece si chiama il santorale. E quindi nei libri c'erano sezioni con il ciclo dei santi e sezioni con il ciclo del tempo, del temporale, appunto. Io in certi casi mi accorgo se uno conosce il libro liturgico soltanto da come lo apre, se deve cercare qualche cosa, perché c'è una sua struttura che è fissa in tutta Europa. Quindi qui veramente, cioè Eleonora d'Arborea, qui i giudici d'Arborea erano in un respiro, diciamo, mediterraneo europeo, perché era universale la liturgia, capite? La liturgia era universale. Non bisogna confonderla con la devozione. La devozione non risponde a questi meccanismi dei libri liturgici. La liturgia è quando si tratta o di messa, che vedremo poi velocemente, o di liturgia delle ore. La devozione popolare non è liturgia. La nostra settimana santa con sgravamento non è liturgia, è paraliturgia, è devozione, ma non è liturgia. Ecco perché quando si parla di libri liturgici bisogna stare attenti,
perché i libri devozionali possono essere anche privati, di confraternite, di una principessa. Ad esempio, le principesse avevano libri d'ore dove c'erano responsori, dove c'erano salmi. Nei libri delle principesse, nei libri d'ore, c'erano i 7 salmi penitenziali, tra cui proprio il Miserere, il Salmo 50, ma quello non è un libro liturgico. Il libro di Eleonora Borea, e Eleonora Borea ce l'aveva assolutamente sì, perché io ho trovato che la sorella Beatrice ce l'aveva un libro d'ore a Narbona, dove si trovava nel sud della Francia, perché c'è nel suo testamento un libro d'ore di Beatrice, che tra l'altro, sapete, detto fra di noi, era lei la primogenita, era lei che aveva diritto al giudicato arboreo. Lo sapevate questo? Ne parliamo in un'altra conferenza, perché è un argomento molto delicato. Magari non qua. Prego? Magari non qua, in un'altra Non qua, parte. in un'altra città. Esiste un ente che si chiama ISTA, l'Istituto Storico Alborense, che guarda la storia, diciamo, in maniera seria, cercando la verità e non dei contentini. E in questo senso stiamo andando molto avanti, grazie anche a persone come il qui presente Presidente Emerito Maurizio Caso. Detto questo, vi stavo dicendo, bisogna distinguere fra libri liturgici e libri devozionali. In questo caso siamo di fronte a libri liturgici per antonomasia, agli antifonari del 200. Questi sono i più belli della Sardegna, non ce ne sono altri intanto, non ce ne sono altri. E quindi vedete che qui abbiamo possibilità di studiare la scrittura. Questa è materia paleografica pura. E che cos'è questa scrittura? È una rubrica. Voi lo sapevate da che cosa deriva la parola rubrica? Deriva da rubrum, che significa rosso. Perché? Perché nei libri liturgici a un certo punto, per risparmiare pergamena, non si mettevano, diciamo così, brani che erano già presenti in altri uffici, in altre liturgie, in altre feste. Si facevano le rubriche. Perché intanto questi libri di cosa erano fatti? Di carta. Erano fatti di membrana animale, di pergamena. Guardate, questo libro qui vuol dire un gregge di pecore. Mi spiego? Cioè, ogni foglio è una pelle di pecora o di bovini. Ha detto i libri d'ore delle principesse, in certi casi potevano essere addirittura, pensate una cosa un po' raccapricciante, potevano essere fatti con la pelle più fine, di vitellini abortiti. Sono arrivati a noi i libri d'ore di principesse e di vitellini abortiti. E spesso la qualità di un libro si vede anche dalla finezza della pergamena. Insomma, allora per risparmiare pergamena si cercava di risparmiare, però vedete qui quando a un certo punto si dispiegava la creatività del miniatore, non si risparmiava proprio niente, perché queste cose erano costosissime. Intanto vedete qui EUI, sempre ormai sapete cosa vuol dire EUI. No, accidenti, allora scusate. EUI. La rubrica domenica prima mesis octubris, la domenica prima del mese di ottobre, e qui fa un riassuntino di tutto quello che dovevano cantare, che dovevano leggere la domenica prima del mese di ottobre. Quindi una domenica non è la festa di un santo, è il ciclo del temporale. Rubrica, questa è una rubrica, e da allora, rubrica poi è entrata, nella lingua, contemporanea, per indicare un articolo, una sezione, un angolo di una rivista, di un giornale che abbia una particolare importanza. Si chiama rubrica per questo motivo, però vedete quindi allora, e le antifone, e le rubriche, eccetera, quante cose sono legate ancora oggi a questo mondo e non lo sappiamo. Abbiamo detto, e ci sono le iniziali istoriate, decorate, e poi queste sono filigranate. C'è una triplice tipologia quindi di iniziali, istoriate, decorate, filigranate. Questo è un responsorio delle quattro tempora d'avvento, significa i 4 tempi d'avvento. L'avvento è un tempo penitenziale e quindi si digiunava concretamente, e in queste 4 tempora d'avvento ci sono, Don Cenzo, i 4 tempora esistono ancora nella liturgia. Citate, ma lei dice, ma no, non le segue nessuno. No, non vuol dirlo lei, non vuol dirlo. Ci sono però, no, ci sono sempre le 4 tempora.
perché adesso è tutto cambiato, cioè per esempio il mattutino si fa di pomeriggio, o si fa a mezzogiorno, dipende. Ecco, questa è quella che c'è nel bellissimo depiantino degli amici del Romanico. Mi complimento anche, presidente e collega, per la bellezza della locandina. Prego? Allora mi complimento anche con il vostro esimio collaboratore e credo Quod Redemptor. Questo è il responsorio primo dell'ufficio dei defunti, il 2 novembre. Il 2 novembre è una data che si è imposta in epoca abbastanza tardiva, nel 998, perché un grande potente ecclesiastico, forse uno degli uomini più potenti dell'Europa di allora, anche più potente del Papa, che era l'abate di Cluny. Cluny, un monastero potentissimo, nei momenti di maggiore espansione ha avuto più di 2000 priorati. Scusi, mi spiego, non so se mi spiego, cioè più di 2000 priorati, quindi cioè l'abate di Cluny dettava spesso l'agenda dell'imperatore, eccetera, e in campo liturgico, poi infatti c'è stata la riforma cistercense, eccetera, eccetera, ma in campo liturgico erano veramente geniali. L'ufficio dei defunti è stato imposto grazie proprio a Audo di Cluny nel 998 e da lì l'hanno imposto a tutta Europa, comandavano loro in liturgia, allora i cluniacensi. Ecco, vedete qui, questo è praticamente un giudizio universale, abbiamo il Cristo risorto, gli angeli tubicini, che significa che stanno suonando la tuba, la tromba, e qui c'è una eco della sequenza che si canta per la messa dei morti, il diesire, si suona il diesire, no? Voi sapete che è entrato il diesire anche nella composizione dei grandi artisti, perché tra la messa alla morte c'è il diesire di Mozart, c'è il diesire di Verdi, ci sono tanti diesiri, uno più bello dell'altro. E qui questo della tromba riecheggia proprio il diesire quando dice tuba mirum spargens sonum per sepolcra regionum. Dice tuba mirum spargens sonum, spargendo un meraviglioso, ma vuol dire anche terribile, tuba mirum spargens sonum, un suono terribile, per sepulcra regionum, per le contrade delle nazioni, diciamo così, dappertutto, coget omnes ante tronum, spingerà tutti, questo suono della tromba, di fronte al trono, di fronte quindi all'Altissimo. Adesso poi badate, io qui non posso fare una carrellata oleografica di miniature perché non rientra nel mio stile, non è questo il punto. Chi volesse approfondire gli aspetti iconografici, l'invito a consultare il catalogo che si chiama Diac Note, guarda caso, dove appunto tutti questi aspetti sono stati sviscerati. Naturalmente sempre tutto perfettibile, ma lì diciamo c'è veramente tanto. Questa è la decapitazione di San Giovanni, il 29 agosto. Per capire il mondo del Medioevo, se non si capisce il calendario, non si capisce niente del Medioevo, se non si capisce il calendario, perché avevano diversi sistemi intanto di datazione, ma poi tutto era collegato con la vita liturgica. Tutto. Guardate, anche adesso, per esempio, a Santo Lussurgiu, il vino, diciamo, nuovo si tocca per Sant'Andrea, che era all'inizio, che era a Nionelli, Tonino, abbiamo qui il Tonino Cao, con i Nionelli, che hanno dovuto toccare su Sant'Andrea sempre, vedete, è perché c'è una liturgia in questo toccare il vino, no? Da noi in montagna per il vino bianco invece si tocca per Sa Gloriosa, per l'Immacolata, quando si uccideva il maiale. Quindi la vita quotidiana è scandita dalla liturgia, dai ritmi della liturgia. San Giovanni è un privilegiato nel calendario liturgico, perché diciamo, abbiamo parlato di Dies Natalis, che è il giorno, diciamo, della nascita al cielo dei santi, quando muoiono, cioè si celebra non il loro compleanno, ma la loro morte. Però questo non vale solo per San Giovanni, perché è il precursore, d'accordo? E allora diciamo che si festeggia sia il battesimo di San Giovanni, la nascita, non il battesimo, era lui che battezzava, la nascita di San Giovanni, sia il martirio, la decolazione. Questa è la festa della decolazione, il 29 agosto. Viene festeggiato questo anche il 29, come no, a San Giovanni dei Fiori, anche a Nuraghi ci sono, sì, certo, ci sono.
anche a Capri, sono feste diciamo che sono rimaste, ma quell'altra è più nota, diciamo, in qualche modo, sia perché diciamo, è legata al solstizio anche d'estate, perché essendo il precursore, la festa l'hanno messa per il solstizio d'estate per collegarla con il solstizio d'inverno. Astuti, capite che c'è sempre pensiero, diciamo così, strategico sotto il profilo teologico quando hanno fatto il calendario. E tutte queste cose sono formate nei secoli. Poi dunque, questo è un responsorio della Santa Croce. Santa Croce 14 settembre, quando viene, diciamo, innalzata la croce. In realtà nel Medioevo le feste della croce erano due. C'era quella del 3 maggio che si chiamava Invenzio, cioè quando era stata trovata la croce da Sant'Elena, la madre dell'imperatore Costantino. Diciamo per il XVI, no? Sant'Antino. La madre aveva rinvenuto la croce il 3 maggio, è la data liturgica, e poi invece la festa però più importante, che è quella dell'ostensione della croce, per la venerazione della croce, è il 14 settembre, che coincide spesso con l'inizio dell'anno agrario. Non a caso settembre noi lo chiamiamo Capodanno, si chiama così praticamente in tutta la Sardegna, e vedete quindi come sono intersecate queste situazioni. Altro che sagrestia, c'è tutto il mondo, tutta la società, non solo medievale. Questa esaltazione, questo dulce lignum, quindi questa è una D, questa è una D onciale dal punto di vista paleografico, l'esaltazione della croce, secondo me questa è così deteriorata perché la esponevano e la carezzavano. Questo è plausibile. Non ho una certezza, diciamo, di tipo matematico o scientifico, ma mi sembra plausibile questo, perché diciamo, la mano, no? Io mi ricordo quando ero bambino di toccare il pollice del piede di San Pietro, no? Quello era tutto consumato, no? Tutto consumato. Secondo me questo l'hanno consumato i pellegrini nella festa di Santa Croce. Ecco, qui abbiamo un Natale di più martiri. Cioè, cosa significa? Che quando non c'era un proprium, significa quando non c'era brani propri, per esempio San Francesco ce l'aveva, Sant'Antonio ce l'aveva, San Giovanni ce l'aveva. Allora che cosa capitava? Che si ricorreva al comune, si chiamava il comune dei santi, cioè se un santo era martire c'erano dei repertori, dei brani, dei canti, delle preghiere che andavano bene sempre. Se una santa era vergine c'è il comune delle vergini, c'è il comune delle vergini martiri e il comune delle vergini non martiri. Cioè, è complicatissima la liturgia in questo senso. Ci sono proprio, diremo così, dei cicli che valgono a seconda della categoria del santo. Si parla proprio di categoria, è un termine tecnico liturgico questo. Per esempio per i santi innocenti questo andava benissimo, no? Absterget Deus omnem, questa è una A un po' strana, no? Ma è una A. Questo è un responsorio che va benissimo per esempio per il 28, quindi agli innocenti, no? Il 28 dicembre perché 26 Santo Stefano, 27 San Giovanni l'altro l'Evangelista, e quindi sì, 28 dicembre. Responsorium missus est Gabriel, questa è una M, annunciazione della Vergine, 25 marzo. Questo è interessante qui ad Oristano perché la datazione ad Oristano partiva dallo stile dell'annunciazione, d'accordo? Come stile pisano dell'annunciazione. Ce n'è anche uno fiorentino dell'annunciazione, ma ci porterebbe lontano a fare delle distinzioni. Ad Oristano si seguiva lo stile pisano, l'anno iniziava il 25 marzo. Quindi, per esempio, se il documento di Santa Chiara è del 19 aprile 1369, un documento dove Mariano IV dà delle concessioni alle Clarisse affinché cantassero prima della battaglia di Oristano, una cosa importantissima su cui parleremo ancora. Quel documento, che è datato 19 aprile 1369, in realtà che cos'è? 1300 per noi, 68. Perché era già scattato lo stile pisano, perché il 25 marzo
è passato, e allora dal 25 marzo ad Oristano per Pisa era già 1369, quindi bisogna stare attenti nella datazione, ma queste sono sciocchezze per chi studia, ma in ogni caso è meglio saperlo, perché errori ne ho trovato anche in certe sedi insospettabili. Guardate questa che meraviglia, adesso veramente vado più velocemente, abbiamo dato un'oretta, ma poi per qualche domanda. Eterne rerum conditor, noctem dienque qui regis, et temporum das tempora, ut ad leves fastidium. Questo è un inno di Sant'Ambrogio, morto nel 397, che veniva cantato ad Oristano all'epoca di Eleonora d'Arborea. Ci sono delle caratteristiche qui semiografiche, parola difficile per significare che dal punto di vista della grafia musicale, qui ci sono delle rarità su cui non posso soffermarmi, perché questo è eterne rerum conditor. Noi lo citiamo adesso, lo declamiamo come se fosse un ottonario, ma non è un ottonario, perché questa, diciamo, è una poesia che funzionava in maniera diversa, con la lunghezza delle vocali, è una poesia quantitativa, va bene? Non è, diciamo, procurare, moderare, una riandenda cazza, eccetera, eccetera. Questo eterne rerum conditor si basa su principi divesi che sono quelli della quantità e di lictus, dell'accento classico. Ecco, questo si cantava nella cattedrale di Oristano all'epoca di Eleonora d'Arborea. Mettevano soltanto soltanto la prima strofa, perché poi la melodia era sempre la stessa e quindi non sprecavano pergamena, solo la prima strofa, e le altre strofe le scrivevano senza la musica. Questo è il salterio inario, questo qui, vedete, c'è a un certo punto delle carte di guardia. Queste si chiamano carte di guardia, che sono delle carte che proteggevano il corpus libri. Si sente? Sì, forse sì. Proteggevano il corpus libri. Questo è il frammento di un breviario del 1200 con scrittura musicale del 1200, che è diversa da questa scrittura musicale. Quindi vedete, questo foglio è molto più antico di tutto il corpus libri, di questa parte, di questo codice, di questo manoscritto. Ed è questo il frammento, la chiamerei quasi la reliquia, vedete, questa è musica, di un breviario. E in particolare sono state conservate le lezioni che riguardano Sant'Agostino, omilia Santi Agostini Episcopi. Quindi qui ci sono i testi di Sant'Agostino in queste carte di guardia. Immaginate, questo è importante, e questi breviari sono importanti per la tradizione. Questo invece, vedete, è questo che vedete qui, è il contropiatto anteriore, e ci fa vedere che questi libri sono proprio siti archeologici pluristratificati. C'è una stratificazione di testi. Avete visto un inno di Ambrogio del IV secolo, un testo francesco cattolico del XIII secolo, strati letterari, ma qui ci sono strati fisici proprio. Non possiamo soffermarci, ma così avete un'idea. Guardate, questo è straordinario lo stesso. Questo è di un altro codice, questo è un libro manoscritto del 600, questo è un libro a stampa del 600, questo è un messale invece del 300, e questo è ancora un messale, lo stesso messale del 300, archeologia proprio libraria. Vedete? Ok, addirittura questo qui, lo sapete cos'è questo frammentino che è il rinforzo dei fascicoli? Appartiene a questo stesso breviario. Questo io ho ricostruito questo breviario ricucendo tutti questi pezzettini, va bene? Io so che cos'è questo, non è stato così facile, ma comunque, tutti questi frammenti sono stati ricostruiti. Guardate quest'altra rubrica, die dominica, quindi siamo quinta di gennaio, anno ab incarnazione, cioè dal 25 marzo, dall'incarnazione, perché il 25 marzo si incarna Gesù Cristo, 1438. Questa è la consacrazione di un arcivescovo arborense che si chiamava Laurentius V in Civitate Arestani, in Ecclesia Maiori, quindi Eiusdem Civitatis. Qui è la consacrazione di un vescovo che si chiamava Lorenzo V. Questo qui apparteneva ad una delle famiglie più famigerate del giudicato d'Arborea, ma lo sapete perché? L'hanno fatto vescovo. Perché uno dei suoi parenti, d'accordo? Uno dei suoi parenti aveva ordito una congiura nel 1386 per sterminare la famiglia giudicale.
e ci sono documenti nell'archivio della Corona d'Aragona che parla proprio, diciamo, di testimonianze di spie, eccetera, eccetera, che parlavano del fatto di sgozzare Eleonora d'Arborea. Gli Squinto erano due fratelli, oltretutto dell'entourage, delle liti, maggiordomi, eccetera, eccetera. Uno addirittura è citato anche un Lorenzo Squinto, che si chiama Laurentius, quindi era un nome dinastico, è citato anche nel testamento di Ugone II del 1335. Quello, diciamo, che ci parla di sepolcri. Abbiamo fatto una conferenza noi su questo, c'era il nostro anche Piero Orto, eccetera, perché qui le tombe degli Arborea sono qui, c'è un documento, un testamento, ne abbiamo parlato a lungo, torneremo sull'argomento. Non vi parlo di questa scrittura musicale, diciamo qui, che è del 600. Questo invece è un inno dell'Avvento, Conditor Arme Siderum. Invece guardate questa scrittura che è stata aggiunta. Vediamo qui se riuscissimo a ingrandire, qui forse non riesco a ingrandire. Comunque, cosa succede qui? Se qualcosa forse si vede lo stesso, non si vede. Comunque qui c'è scritto 1586, nel 1586 cade un fulmine nella cattedrale di Oristano. E questo fulmine, diciamo, fa cadere il campanile. Quindi sono notizie interessanti anche per la storia dell'arte, no? Vedete, no? È un libro memoriale questo della cattedrale. E cosa succede? Che a un certo punto alcune lapides, qui fidatevi, caddero su un ragazzo che, lo cito a memoria questo, quasi seccavit in due partes, si capisce, ha spaccato in due un chierichetto, va bene? Sempre in questo manoscritto, qui c'è alla fine, poi potete avvicinarvi per vederlo, ci sono delle litanie, ora pro nobis, no? Santa Maria, eccetera, eccetera, ora pro nobis. Qui ci sono queste litanie, sono dell'epoca di Eleonora d'Arborea. Però a un certo punto sono aggiunte queste litanie, che sono litanie per il marchese di Oristano. Guardate che il marchese di Oristano non si porti ai giudici, E allora ci abbiamo qui queste litanie che sono delle imprecazioni, non sono delle litanie così dolciastre, melense, perché dicono ut hostes nostros, et eorum animositatem umiliare dignieris te rogamus audi nos, affinché i nostri, diciamo, i nostri nemici e la loro animosità, il loro rancore, umiliare dignieris. Questa è una maledizione, è una imprecazione, non è una prece, è un'imprecazione. Ut marchionem nostrum et omne populum sibi subiectum confortare et conservare dignieris. Cioè, sta dicendo, conforta il nostro marchese e maledice i nemici. Guardate, questa è una dimensione della Bibbia che adesso noi abbiamo dimenticato, perché in una visione politica, io non entro in questi dettagli, hanno eliminato anche i salmi di maledizione, ma i salmi di maledizione esistono, e come? Non possiamo soffermarci su questo punto. Questo è il Medioevo. Questa è invece l'introito della Madonna, Gaveamus omnes, e la Madonna questa, Assunta, la cattedrale dedicata all'Assunta. Questo introito lo conosceva sicuramente Eleonora d'Arborea, perché nella Carta dei Loghi la Madonna è citata come mamma di Dio addirittura, no? Pensate un po' che meraviglia. Queste sono le cose più belle che ci sono in Sardegna, siamo in chiusura, sono le ultime diapositive, e siamo nella prima metà del XV secolo, sempre in epoca del marchesato di Oristano. Ecce advenit. Questo è l'introito della Epifania, e questo è il profeta, uno dei minori, Malachia, terzo libro, primo versetto, Ecce advenit, e vedete che qui c'è la visita dei re magi. Questa rubrica è spettacolare, queste sono le pagine più belle che io abbia visto, in Sardegna non ce n'è di questo livello. Lo leggete, questo lo vedete però, vero? Freccia, annuite, in die Epifanie, introitus, ecce advenit.
Ecce Adventi. Ma guardate che questo introito nel 1400 era già antichissimo, perché Ecce Adventi, la trascrizione più antica di Ecce Adventi, si trova in un manoscritto a Einsiedeln 121 in Svizzera, nella Svizzera. A Einsiedeln c'è un Ecce Adventi del IX secolo, quindi nel 1400 c'aveva già 500 anni questo introito, questo per capire quali sono i tempi della liturgia. Questo in particolare, guardate che meraviglia, questo è oro fuso, quindi immaginatevi qui anche queste gocce, e siamo arrivati quindi alla conclusione. Questo è il catalogo dei manoscritti. Ho fatto il catalogo analitico, altri studiosi, per cui desidero ricordare in primis l'indimenticabile Roberto Coroneo, grande studioso, amico, persona buona, di capacità eclettiche, grande specialista ma grande intellettuale anche. E lui ha partecipato insieme ad altri a questa impresa che fra una cosa e l'altra è durata più di 30 anni, vero Monsignor Currelli? Più di 30 anni. Bei tempi, quando lei mi chiudeva in cattedrale, mi lasciava solo nel cuore della notte, che bei tempi, quanti rimpianti. Lui deve garantire, vero? Ebbene, perché è successo nel cuore della notte, per restare in tema. E quindi con questo io ho terminato. Spero di avervi dato una minima idea, quantomeno un barlume, di un mondo così sfaccettato, così complesso, dove c'è culto, ma c'è molta cultura. Come si può immaginare la paleografia senza i codici liturgici? Come si può immaginare la musica senza i codici liturgici? Come si può immaginare una storia dell'arte senza i codici liturgici? E allora ciascuno con le nostre competenze dobbiamo approfondire sempre più aspetti, ma la visione deve restare però globale, soprattutto quando si fa storia della cultura e si cerca di entrare nella psicologia dell'uomo medievale, non costringendo l'uomo medievale ad avere idee che non aveva, perché Leonardo Arborea aveva una forma mentis, una sua psicologia che è quella di una donna della seconda metà del 300. Immaginatevi quando c'era la peste nera, quando c'era la guerra contro la corona aragona, quando c'erano le epidemie e le carestie. E però mi piace concludere pensando proprio a Leonardo Arborea, che sicuramente lei ha vissuto proprio nella seconda metà del secolo, quando la guerra era iniziata nel 1353 ed è finita nel 1409 con la battaglia di San Luri, ma Eleonora Arborea, che era profondamente religiosa, sicuramente si dedicava con abnegazione al governo del giudicato d'Arborea, sicuramente corroborata dalla liturgia dei canti di questa cattedrale, del convento di San Francesco e della chiesa di Santa Chiara, perché la dedizione, l'abnegazione di San Luigisa per il suo giudicato era sicuramente die ac nocte. No, grazie. L'importante è che si sia Allora, io ringrazio vivamente e sinceramente il professor Mele per questa esposizione che è stata quanto coinvolgente, nel senso che lo ringrazio innanzitutto per due motivi personali. Uno era anni che non mi ritrovavo al cospetto di un manoscritto miniato e quindi fa sempre una certa emozione, anche perché ho fatto qualche esame di paleografia e in archivio ci sono stata per parecchio tempo e vedere un manoscritto non è solo un oggetto. Dietro queste opere d'arte, perché sono dei siti archeologici ma sono anche delle opere d'arte, ci sono uomini e quindi che hanno scritto, e quindi è sempre emozionante vedere un manoscritto. Il secondo motivo è perché condivido pienamente con il professore l'idea di un medioevo ricco dalle mille sfaccettature, vivace, e della urgenza e della necessità che il Medioevo venga studiato ma anche e soprattutto raccontato in maniera completa, non per compartimenti stagni. Quindi credo
perché si rende inedito a quest'epoca, altrimenti continuiamo a vederla come un periodo buio, e buio non lo è assolutamente. Oppure, se mi permette, Presidente, oppure come un periodo troppo luminoso, bisogna guardarla nelle sue luci e ombre, come l'Aurora d'Arborea. Esatto. Si passa da un eccesso all'altro. Nella sua realtà. Nella sua realtà. Questo è tutto il tempo, non quello che noi vorremmo fosse. Altrimenti si fa neomedievalismo. Non so se ci sono domande tra il pubblico. Io ad esempio ho una curiosità da profana. La ripartizione, diciamo, dei monasteri, dei canti, valeva sia per i monasteri maschili che per i monasteri femminili? Era uguale? Ottima domanda. Ribadisco il concetto che la liturgia è universale, è la liturgia romano-franca, poi divulgata nel 200 dai francescani, si chiama quindi liturgia romano-francescana, è universale e vale per tutti e tutte. Cioè non esistono assolutamente distinzioni di genere, di nessun tipo. Sapete dov'è che si poteva sbizzarrire un po' la realtà locale, come si dice oggi, insomma il mondo locale? Nel santorale. Cioè nel Santi, diciamo, potevo scrivere un inno per San Lussorio, per esempio, no? E allora competere con i grandi, diciamo, innografi, con i grandi poeti del 200 e del 300. Ma i repertori sono quello che cantava una monaca, Clarissa di Oristano, era la stessa cosa che cantava una monaca di Burgos, di iberica, una suora, la stessa Hildegard di Bingen, una delle donne più importanti, lo sappiamo, per mille motivi del Medioevo, aveva lo stesso diciamo, tipo di strumentazione liturgico-musicale di una suora siciliana. Ma Hildegard di Bingen cosa faceva in più? Che le scriveva responsori, che scriveva responsori e inni. Però ecco, poi naturalmente guardate anche le intonazioni che si fanno oggi con i cori misti non esistevano. Cioè il monastero femminile era un monastero femminile, uno maschile era quello maschile, c'erano anche monasteri doppi, ci sono case nel sud importanti anche dell'Inghilterra, eccetera, però erano rigorosamente separate. Non mica cantavano insieme monaci e monache, cioè, non fa parte, diciamo, del Medioevo, questo volevo sapere forse. Forse anche i canti erano gli stessi, cioè seguivano le stesse... No, i canti, ecco, torno a dire, mi faccia un esempio preciso, cioè... Però credo che non c'erano differenze. Un monaco cantava le stesse cose di una monaca. Quello che stavo dicendo prima, cioè Franciscus vir Catholicus, l'antifona, per restare sempre per deformazione didattica con gli studenti all'esempio che è stato accampato, Franciscus vir Catholicus lo cantavano nel monastero di Santa Chiara, nel convento di San Francesco e in cattedrale, i canonici anche, perché San Francesco è universale proprio per eccellenza. Non c'era assolutamente nessuna distinzione. Proprio dobbiamo pensare a un culto universale dove i repertori si tramandavano secondo questo tipo di strutture. Però torno a dire, a questo a lei interessava la questione di genere sostanzialmente. No, ci sono un sacco di cose. Sì. Però adesso questa era la curiosità. Allora, questo è sicurissimo, cioè monache e monaci, frati e suore cantavano assolutissimamente la stessa, identica cosa. Assolutissimamente. Non so se ci sono domande, so che Tutto quello che volevate sapere e non avete mai osato chiedere sui codici liturgici. Grazie. No? No, fai il giro. Bene, da casa ci sono i complimenti, un'osservazione, ma vado con la domanda fatta da Francesco Muracorona. Volevo chiedere se si conosce se i toni qui riportati erano propri della Sardegna o sono stati ritrovati anche in altri antifonari. L'ultima parte, scusi. Se i toni qui riportati erano erano propri della Sardegna o sono stati ritrovati anche in altri antifonari.
Allora, per ricollegarmi alla domanda, alla curiosità della Presidente e a quella, diciamo, del nostro amico, devo ribadire il concetto, cioè i repertori liturgico-musicali, sia dal punto di vista testuale, letterario, sia dal punto di vista musicale, melodico, sono universali. Sono universali, cioè il testo e la melodia sono sempre uguali a Oxford come ad Oristano, a Barcellona come a Roma. Le melodie sono sempre quelle, perché partono tutte da un fondo comune che si è formato in età carolingia. Cioè nel IX e nel X secolo si sono formati i testi e le melodie. Quei testi e quelle melodie poi sono state utilizzate in tutto l'orbe cristiano, in tutta la cristianità, in tutta la liturgia latina. Quindi, diciamo, rispondendo alla interessante domanda dell'amico, cioè questi toni che ci sono qui a Oristano sono gli stessi di Barcellona, di Lisboa, di Bologna, sono le stesse melodie. Il discorso è poi un altro l'interpretazione, come eseguirle, ma lì guai, perché lì abbiamo pochissime fonti e lì ci porta poi in un campo tecnico, musicale. Io parlo adesso come storico, io sono uno storico e quindi, cioè, ribadisco per l'ultima volta, cioè, per non essere noioso, cioè, che quello che si cantava ad Oristano era lo stesso che si cantava anche in altre contrade. Guardate, qui vi ricordate che a un certo punto, sotto la consacrazione del vescovo della famiglia dei traditori di Squinto, c'erano delle note del 600, vi ho detto. Quelle note del 600 si trovano sparpagliate in tutti questi codici, sono 13, sono migliaia e migliaia le pergamene, e io ho trovato molte attestazioni di quella notazione risalente al 1609. A un certo punto c'è scritto intonaciones assuente ecclesiae arborensis, cioè intonazioni utilizzate dalla Chiesa arborense, che riguarda gli inni. Io c'ho un debole poi per gli inni, forse è il campo di quale mi sono maggiormente, diciamo, addentrato, senza forse, e io le ho analizzate quelle melodie, sono identiche a tutte le altre. Però le hanno chiamate assuete ecclesie, hanno detto intonazioni che sono tipiche della Chiesa arborense, sono le stesse, identiche, come vi stavo dicendo, che si trovano, che si fa un empito di orgoglio identitario, ma le melodie sono quelle, perché poi risalgono, ci sono poi melodie successive, ma il fondo antico è del IX secolo. Guardate che gli inni che si cantano per l'Avvento, gli inni che hanno melodie di epoca carolingia, sono antichissime. Cioè, fammi una domanda facile. Ah sì, le domande sarebbero molte, te ne faccio una sola, ma alla fine, perché prima volevo fare una considerazione generale su queste conferenze. Forse l'ho detto al primo incontro, io ero molto preoccupata quest'anno, perché devi sapere, Giampaolo, che la scelta di dedicare queste conferenze alla musica è venuta, come spesso succede da noi, da qualche desiderio espresso dal pubblico, dai nostri soci. Però è un argomento talmente particolare che quando mi sono trovata a organizzarle devo dire che insomma ero un po' preoccupata, perché è un argomento molto specialistico, e invece i nostri relatori hanno avuto tutti un pregio di essere stati chiarissimi e di averci introdotto in questo mondo così difficile, così con esigenze specialistiche, veramente come con una chiacchierata. E l'argomento che oggi ha affrontato il professor Mele è un argomento molto difficile, che richiede delle competenze veramente specialistiche, però l'abbiamo seguito tutti con grande attenzione, da profani. Io pure, come Giuseppina, sono assolutamente profana, e penso molti dei presenti, però sì, veramente la grande chiarezza con cui ci avete veramente portato all'interno di questo mondo. La mia domanda molto semplice è, non so se poi si ha una risposta: chi faceva le miniature? Le miniature lavorava in stretto contatto con chi scriveva la musica,
o erano due mondi separati? Magari non si sa, non ci sono documenti per dirlo. Questa è una domanda naturalmente che impone un convegno, su questo non ci piove. Ne abbiamo parlato da poco, Rossana, al Museo Civico di Bologna, dove abbiamo fatto un convegno internazionale, soprattutto italiani, ma anche Parigi, Spagna, eccetera, che si chiama Visibile e Cantare, che era collegato al discorso proprio dei rapporti, diciamo così, fra l'iconografia e la musica, e quindi un argomento collegato a coloro, diciamo, che scrivevano la musica e a coloro che miniavano concretamente. Allora, normalmente dipende dall'atelier, dipende dall'officina grafica. Di solito c'era assolutamente una forma di coordinamento nella bottega che metteva sempre in contatto, diciamo, le maestranze, diciamo così, i protagonisti nella confezione di un libro. Quindi in primis lo scrittore, l'amanuense, il copista, ma anche il miniatore. Guarda, quella didascalia che vi ho fatto vedere la metteva il copista. Il copista scriveva, vi ricordate, Storia, Purificazioni, Beate Marie Virginis, per il 2 febbraio. Scriveva questo. Adesso io non so che cosa potesse fare il miniatore, se con chi parlava. Secondo me parlava con la committenza, secondo me, però qui è possibile, questo è probabile, cioè più che parlare con il copista, parlava con chi metteva i soldi, insomma. Cioè la committenza, tu me lo insegni veramente, è centrale per capire questi fenomeni storico-artistici. Cioè cosa volete qui? Ma lui chiaramente non parlava magari con il monaco copista o con il frate copista, parlava con l'abate, parlava col vescovo, suppongo questo. Però qui, vedete, è interessantissima questa domanda, perché tutto questo mondo è una dimensione che sottende tante cose che non si sapranno mai. È un po', diciamo, quello che succede nella storia di tutti i giorni. Anche gli atti ufficiali che emergono sono sempre uno specchio parziale della verità, per non parlare poi di quella del tribunale, lasciamo perdere. No, cioè questo è chiaro. Tutto quello che affiora è sempre una parte della verità, e questo vale in tutti i campi. Ricostruire tutti questi rapporti non è facile, come è difficile sempre ricostruire la verità. Quante cose, diciamo, non sappiamo perché sono rimaste, diciamo, nella tradizione orale, anche nelle relazioni diplomatiche, nelle negoziazioni politiche. Teniamoci al Medioevo, che non sono facilmente ricostruibili, perché è un mondo, ma anche oggi c'è molta più oralità di quanto noi non ci rendiamo conto, perché spesso lo sappiamo come funzionano le diplomazie. Questo è un argomento molto interessante, proprio di storia della cultura e di tipo interdisciplinare. Come stampiamo questi atti? Ne torniamo a parlare, te li faccio pervenire a Castello. Ma sono stati i collegamenti, era collegata? Sì, eravamo in diretta. Prego? Eravamo in diretta. Allora, io devo dare i saluti della direttrice del museo, grazie e complimenti come sempre al professor Mele, un sincero ringraziamento all'Associazione Amici del Romanico per aver proposto ancora una volta nelle sale del museo conferenze di grande interesse coordinate sapientemente dalla professoressa Martorelli. Questo è il messaggio che ci ha mandato la dottoressa Oppo, che poi è anche una componente dell'associazione, del direttivo dell'associazione. Io posso dire che tempo così con Roberto Romero avevo, diciamo così, visto con molta simpatia la cosa, e anche adesso naturalmente sono felice che ci siano queste iniziative che sollevano poi anche così la qualità della proposta medievistica in Sardegna. Perché noi come associazione siamo figli sì. Quante cose, perché c'è molto medioevo trash, spazzatura. E questa è una responsabilità di noi studiosi, senza fare chissà quali grandi crociate, però a un certo punto
rimarcare che senza le fonti non si fa nulla. Qui ci vogliono 4 conferenze. Sì. Sull'importanza delle fonti ce ne vogliono 444. Se non ci sono altre domande, Anche che Raffaele deve ancora. chiudere. Chiudiamo qua il ciclo di conferenze del Pomeriggi del Romanico per l'anno 2026. Direi che lo chiudiamo alla grande, che diciamo ci portiamo a casa un patrimonio musicale e culturale molto consistente. Ai soci rinnovo l'invito, sabato prossimo abbiamo l'assemblea, quindi ai soci e anche ai non soci che si vogliono associare, l'assemblea può essere un'occasione. E niente, ringrazio il personale del museo che ci dà sempre la disponibilità, e poi ringrazio ancora il professor Melis e buona serata. Bene. Se il dottor Cao è d'accordo, potete avvicinarvi a vedere il codice, il manoscritto senza toccarlo.